Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per fare il punto di un'altra giornata di emergenza. È passato ormai quasi un mese da quel venerdì 21 febbraio in cui si scoprì il primo cluster, il primo focolaio veneto a Vo Euganeo. Sono passate diverse settimane, ve le abbiamo sempre raccontate, stiamo assistendo ad una curva epidemica crescente che non si sta arrestando. Ce lo dicono gli ultimi dati diramati dalla Regione del Veneto che vediamo insieme: 3.751 casi totali, 267 in più rispetto al bollettino ufficiale di questa mattina. Sono due i bollettini ufficiali della Regione del Veneto che vengono diramati ogni giorno, uno al mattino, l'altro alla sera. Quest'ultimo parla di 267 casi in più. Padova, la provincia di Padova, è il territorio che cresce maggiormente, quasi 59 i casi, per un totale di 901. Seguono Treviso con 33 nuovi casi, 32 a Verona, 31 a Vicenza, 18 a Belluno, Rovigo 4. Mi soffermerei per un attimo sul dato di Belluno. 18 possono sembrare pochi, ma si tratta di una provincia con 200.000 abitanti, un quinto della provincia di Treviso, quindi da un punto di vista percentuale il numero è considerevole. 15 i nuovi decessi, siamo a un totale di 130 morti, persone decedute con positività al coronavirus. 224 sono i posti occupati nelle terapie intensive di tutti gli ospedali del Veneto. E a proposito di terapie intensive, c'è questa foto che è stata diffusa poco fa dalla Regione del Veneto e dall'azienda Zero. È una foto impressionante, è il reparto che si sta allestendo, il nuovo reparto che si sta allestendo all'ospedale di Schiavonia, uno degli ospedali destinati a diventare luoghi per soggetti positivi al Covid. Vediamo questi tanti letti pronti per affrontare il picco. Immagini di questo tipo si stanno ripetendo un po' in tutti i nosocomi individuati dalla Regione del Veneto per fare fronte all'emergenza, perché lo ha ribadito anche oggi il governatore del Veneto Luca Zaia: ci attendono giorni di crescita e di picco. Quindi la Regione sta allestendo questi reparti in tempi davvero record. Per esempio domani entreranno in funzione nella piena operatività tutti gli ospedali della Marca trevigiana, tra questi il San Camillo, che appunto ha l'obiettivo, il dovere di alleggerire il carico sul Cafoncello, l'ospedale hub del capoluogo. Quindi questa è la situazione da un punto di vista, perdonatemi il termine, contabile. Mentre le regioni stanno facendo fronte appunto a questa emergenza come meglio possono, per certi versi con il massimo delle energie possibili. Regioni e sindaci che vanno in qualche modo anche a emettere delle nuove ordinanze, che vanno in qualche modo a chiarire e a integrare le disposizioni governative che non sempre sono chiarissime, soprattutto sul fronte degli spostamenti. Vi abbiamo raccontato di tante ordinanze dei sindaci in questi giorni. È di poco fa il messaggio che vi propongo adesso del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha appunto emesso un'ordinanza valida su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Fedriga. Oggi ho firmato una nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia. È importante fare tutti la nostra parte al fine di contenere l'epidemia di coronavirus. E per questo nella nuova ordinanza è previsto che dalla giornata di domani sarà vietato uscire per fare passeggiate o attività sportive. Si potrà uscire solo per le necessità previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero motivi sanitari, approvvigionarci di cibo oppure recarsi al lavoro. I sindaci dovranno chiudere
tutte quelle aree che sono elementi di aggregazione di più persone, come per esempio i parchi. Inoltre, nella giornata di domenica sarà fatto divieto di aprire per qualsiasi esercizio commerciale, alimentari compresi, quindi domenica non sarà possibile fare la spesa. Ci sarà un'eccezione soltanto per le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Infine, sarà fatto divieto in tutti i giorni della settimana di entrare negli esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, come per esempio i supermercati, per più di una persona per famiglia. C'è solamente l'eccezione per chi assiste persone non autosufficienti oppure ha dei bambini a carico che non può ovviamente lasciare da soli. È importante rispettare le regole. Se tutti non ci impegniamo, il virus non si ferma e la vita normale non potrà tornare ad essere presente nel nostro territorio. Per fare ripartire l'economia, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti i cittadini, dobbiamo impegnarci ognuno, non prendere sotto gamba la questione. Purtroppo i contagi continuano ad aumentare. Purtroppo le persone in terapia intensiva continuano ad aumentare e non abbiamo giustificazioni nella nostra regione, perché vediamo quello che sta accadendo dalle altre parti dove il virus è partito prima e le attività di contrasto al virus sono partite dopo. Quindi noi sappiamo quello che può accadere ed è motivo in più per contrastare prima che fatti drammatici possano avvenire anche nella nostra regione. Chiedo l'impegno da parte di tutti, è un messaggio che lancio a tutti i cittadini di questa regione. Impegniamoci insieme. Se tutti facciamo la nostra parte si potrà uscire in fretta e bene da questa situazione. Ma se ognuno pensa che tanto c'è qualcun altro che si impegna al posto suo, la situazione non si risolve e tutti pagheremo le conseguenze, anche magari chi non ha colpa. Quindi vi ringrazio per l'impegno che ci metterete, perché il Friuli Venezia Giulia è stato grande, è grande e tornerà grande. Dimostriamolo con i fatti della vita quotidiana. Grazie. Queste le parole del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. Una ordinanza nuova di zecca, valida su tutto il territorio regionale, stop alla spesa domenicale, stop allo sport all'aperto in sintesi, quindi misure davvero drastiche. Le regioni stanno prendendo delle contromisure molto forti, non è detto che non lo faccia anche il governatore del Veneto Luca Zaia, lo abbiamo sentito nei diversi telegiornali, è pronto a inasprire le misure governative dopo il via libera di fatto del TAR alla Regione Campania e all'ordinanza regionale del governatore. Insomma, una situazione fluida anche dal punto di vista amministrativo e dei divieti. C'è un'emergenza sanitaria in atto, è chiaro, è sotto gli occhi di tutti, ma c'è anche un'emergenza economica fino a qualche settimana fa impensabile. Saluto e ringrazio il nostro ospite, Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato di Treviso. Sartor, era davvero impensabile fino a qualche settimana fa una situazione di questo tipo. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta e grazie per l'invito. Permettimi prima di risponderti a questa domanda di portare anche un messaggio da parte nostra di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state colpite da questa malattia e a tutti coloro che oggi sono a rischio, diciamo, per questa infezione. Oltre a questo, naturalmente, una parola di ringraziamento a tutti coloro che operano in questo momento un po' così purtroppo di emergenza e difficile. È evidente che un mese fa o un mese e mezzo fa non eravamo assolutamente preparati per pensare a una cosa di questo tipo, una questione di questo coronavirus di cui non conosciamo ancora né l'entità né la durata. Questo è un po' l'altro elemento che ci preoccupa, perché abbiamo visto in Cina che magari si è risolto in maniera diciamo così più veloce, ma da noi vedo che purtroppo il tempo passa e le questioni crescono. È evidente che più lunga sarà la questione, oltre naturalmente al primo pensiero che è quello che porterà
purtroppo maggiori vittime, anche l'economia, più noi andiamo avanti e più comincerà a soffrire, perché è evidente che un po' alla volta si spengono anche tutte le attività per diversi motivi. Primo perché se non c'è tutta la fornitura nelle filiere il percorso di produzione si ferma, ma soprattutto perché purtroppo abbiamo visto che non solo il nostro paese, ma a seguire tanti altri paesi sono contagiati, e noi siamo un territorio che ha due diciamo così, peculiarità rispetto ad altri territori. Una è quello che vive e ha come prima industria l'industria turistica, che conta nel Veneto circa 17 miliardi di introiti in un anno, e il secondo è che siamo un territorio che ha una forte valenza e forte impegno sulle esportazioni. Quindi è evidente che se diminuiscono le esportazioni e diminuiscono i consumi interni, anche chi sarebbe in grado dal punto di vista produttivo di andare avanti, se non ha sbocco di mercato non può più produrre, perché questo è lo schema. Quindi credo che la questione diventerà anche, e sta diventando sempre più problematica anche dal punto di vista economico, perché ha un diciamo, blocco, speriamo veloce, della questione sanitaria non corrisponderà un'altrettanta ripresa automatica del sistema economico del nostro territorio. Questo è un po' il concetto. Quindi il quadro è assolutamente drammatico. Il quadro è drammatico e quindi credo che adesso dobbiamo tutti lavorare perché almeno quello che può rimanere in moto rimanga in moto, perché meno noi scendiamo è più facile sarà la ripresa. Quindi di fatto lei rispedisce anche al mittente le varie proposte che ci sono da più parti di chiudere le fabbriche per qualche settimana? Allora, è evidente che l'aspetto sanitario è prioritario, però ricordo che abbiamo anche sistemi produttivi e attività e luoghi di lavoro che sono del 2020, non sono del 1800, quindi con le dovute attenzioni si può sicuramente ottemperare alle prescrizioni, diciamo così, sanitarie, e magari continuare anche a mantenere in vita, perché, ripeto, più manteniamo in vita e più dopo dobbiamo soffrire meno, perché non vorrei che alla fine arrivassimo a un periodo nel quale, come si sta dicendo adesso della sanità, che bisogna scegliere chi curare o non chi curare, se noi andiamo avanti per un forte periodo di mancata produzione e di mancata economia, non dovremmo trovarci nella anche situazione drastica di scegliere chi può avere un pezzo di pane e chi deve rimanere senza, perché non pensiamo che sia tutto così semplice, è un fenomeno globale, non è solo nostro, mai è successa una cosa di questo tipo, neanche la crisi del 2008, perché ha colpito soprattutto i paesi più avanzati, mentre quelli emergenti hanno continuato a crescere, quindi l'economia si è un po' equilibrata. Oggi vediamo che uno alla volta tutti i paesi e tutti i territori avanzati o non avanzati vengono colpiti. Ecco, intanto il governo è corso in qualche modo ai ripari. Venerdì c'è stato l'incontro con le categorie, presente anche da Confartigianato, per quanto riguardava la sicurezza sui luoghi di lavoro. Poi lunedì è arrivato il decreto Cura Italia, 25 miliardi sul piatto per flussi generati, dice l'esecutivo, di 350 certo. miliardi. Ecco, la soddisfa questo primo provvedimento, perché da più parti, diverse categorie certo. hanno allora, detto è una misura molto timida. Certo, allora è chiaro che come è stato annunciato anche dal governo, si procede per fasi, no? E la consideriamo questa una prima fase. È evidente che in una prima fase ci sono delle priorità che sono state diciamo così, introdotte, cioè la prima priorità era un investimento straordinario nel sistema sanitario, credo che su questo tutti siamo d'accordo, abbiamo visto anche da noi che si stanno procedendo nuovi reparti, è evidente che ci vogliono investimenti nelle attrezzature e personale straordinario, quindi credo che questo nessuno lo metta in discussione, sia stata la prima priorità. La seconda priorità del governo è stata quella di salvaguardare quelle categorie diciamo così, del lavoro dipendente, e credo che abbia messo insieme tra
regole normali e regole straordinarie, investimenti normali e nuovi investimenti, una serie di provvedimenti che credo tutti siano coperti. Quello che noi riteniamo di correggere è, primo, se hai degli interventi sul lavoro, diciamo così, dipendente, cerca anche di fare le stesse condizioni del lavoro autonomo, quindi sotto l'aspetto della tutela del lavoratore autonomo mi pare che i 600 euro li consideriamo un acconto, perché è evidente che non è che sia solo il mese di marzo il problema, ma sarà anche successivo. Quindi credo che almeno alla stregua della cassa integrazione straordinaria anche il lavoro autonomo, indipendentemente che sia artigiano, commercio o quant'altro, debba essere riconosciuto. Non siamo più nello schema dell'800 dove c'era la parte debole e dipendente e la parte forte del datore. Oggi che il lavoro è la prima questione, sia, ripeto, che sia dipendente e sia che sia diciamo autonomo. Poi c'è tutta una questione dove il governo ha fatto dei provvedimenti di emergenza che riguarda la questione delle imprese, perché è altrettanto evidente che se noi diamo un sostegno ai dipendenti ma non salviamo le imprese, nel momento in cui diciamo così c'è finita l'emergenza sanitaria, se non ci sono più le imprese non c'è neanche più il lavoro. Certo. Questo è uno schema, credo che capiscono tutti, è abbastanza semplice. Ci vogliono regole normali e regole eccezionali, perché abbiamo visto che finalmente anche l'Europa si è mossa, quando il problema è diventato più ampio, abbiamo visto anche il provvedimento di oggi, ma perché tutte le risorse non siano nominali ma siano effettive anche per il sistema delle imprese, soprattutto per il sostegno al credito che è l'emergenza maggiore, ci vogliono anche delle regole eccezionali, perché altrimenti i soldi rimangono sulla carta e non rimangono, diciamo così, non vengono erogati. Regole eccezionali, perché, certo. Perché c'è un tema anche di regole della Banca Europea, regole della Banca d'Italia, che il sistema bancario deve mantenere, e quindi a regole normali credito a chi è in difficoltà non viene dato. Questo è lo schema. Dopo magari nel prossimo intervento andremo più a fondo anche su questo tema. Quindi credo che accettiamo questo decreto come una prima parte, però adesso ci aspettiamo un intervento maggiore, ripeto, nei lavoratori autonomi, ma soprattutto anche nel sistema dell'impresa, perché sarà quella che più a lungo andiamo e più soffrirà, perché certo. È evidente che 15 giorni li sopporta tutti, un mese qualcuno, una stagione non la sopporta nessuno. Ecco, questo sul fronte prettamente economico. Per quanto concerne invece la sicurezza sui luoghi di lavoro, noi riceviamo decine, centinaia ormai di telefonate al giorno con segnalazioni da parte di cittadini, lavoratori che lamentano anche condizioni di sicurezza non efficaci nelle fabbriche piccole e grandi, soprattutto piccole, tanti cantieri edili. Ecco, voi come vi state muovendo con i vostri associati su questo fronte? Noi abbiamo anche un organismo bilaterale che è il COBIS, che assieme al sindacato ha, non da oggi, ma da sempre, dato alcune direttive e soprattutto anche dato anche delle disposizioni. È evidente che così come abbiamo visto sia il nostro Presidente Zaia sia anche prima il Presidente Fedriga, insiste e dobbiamo sempre insistere nel comportamento soggettivo, perché alla fine non possiamo mettere un poliziotto per ogni persona e quindi far capire a tutti e insistere come elemento di convincimento che i comportamenti singoli possono essere pericolosi non solo per sé ma anche per gli altri. Quindi se ci sono state delle attenzioni nei cantieri in passato, perché è uno dei settori più a rischio, mettiamola così, e credo che anche nel tempo si siano anche migliorate le condizioni anche là, oggi ancora di più dobbiamo stare attenti a questa priorità di comportamento, perché altrimenti, ripeto, costringiamo anche chi ci governa a provvedimenti che riteniamo, diciamo così, che non saranno indolori, però ognuno di noi ha la necessità di darsi un comportamento diverso da quello che aveva prima,
Se ci sono delle regole vanno rispettate, se bisogna portare le mascherine su un lavoro a 1 metro bisogna portarle, se bisogna lavarsi di più le mani, se bisogna stare attenti a non mettersi assieme a chiacchierare, evidentemente è un elemento che va fatto. Ricordo anche che chi lavora oggi lavora già in condizioni un po' di difficoltà, perché anche chi sta in giro non trova dove mangiare magari a mezzogiorno, e quindi anche questi qua che ci sono delle difficoltà quotidiane. La gente le sopporta, certo, perché ritiene che sia giusto oggi un sacrificio personale, perché senza sacrifici personali, soprattutto tutti quelli che non costano economicamente ma costano solo un sacrificio comportamentale, devono essere messi in campo e non devono essere giustificate. Allora, Presidente, io la ringrazio, la saluto e la ringrazio. Adesso per noi c'è una pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo. Di nuovo in studio per raccontarvi questa ennesima giornata di emergenza. Abbiamo cominciato anche oggi alle 11:30 a raccontarvi i numeri, i provvedimenti istituzionali dei comuni, della regione, le categorie economiche. Abbiamo sentito poco fa il presidente del Confartigianato di Treviso, Vendemiano Sartor, ma questa emergenza è fatta di tante storie, di tanti volti, di tante prospettive. Tra queste prospettive c'è quella di un noto fotografo bellunese, Luca Zanfron, figlio d'arte, figlio di quel Beppi Zanfron che immortalò per primo le immagini del Vajont, un pezzo di storia bellunese e veneta in generale. Ecco, Luca Zanfron lavora appunto come fotografo, ha seguito le orme paterne, è un reporter di fama e nei giorni scorsi, ieri, ha documentato il suo viaggio verso Cortina. Doveva fare delle foto per un servizio giornalistico e ha fatto questo video semplice ma molto efficace per capire l'emergenza coronavirus dalla prospettiva di una delle strade più trafficate del Veneto, una strada che conosciamo tutti perché è la strada delle vacanze verso la montagna, la statale di Alemagna. Vediamo insieme queste immagini di Zanfron. Mercoledì 18 marzo, bene, si parte, altra giornata di lavoro, protetti come dei marziani, ma si va. Destinazione Cortina, servizio per vedere i controlli che ci sono. Ragazzi, questo è il Ponte Cadore, tutta la strada per andare verso Cortina, veramente c'è pochissima gente. La gente ha ascoltato solo qualche mezzo di trasporto di beni commerciali e veramente la gente ha ascoltato. Mi permetto, adesso saremo anche con, lo ringraziamo, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e ci aspetta anche il Presidente. Ecco, queste le immagini, queste le foto, i video, il documentario semplice ma efficace di Luca Zanfron in una delle strade più trafficate del Veneto. Siamo abituati a vedere questa statale di Alemagna sempre ingolfata dal traffico, soprattutto la domenica. Ecco, Luca Zanfron è con noi in diretta, in collegamento Skype. Luca, mi senti? Sì, ti sento, Cristian. Ecco, tu sei un fotografo, fai questa professione da anni, hai immortalato tutti i paesaggi possibili e immaginabili della provincia di Belluno e non solo. Conosci Cortina, conosci la montagna bellunese. Che effetto ti ha fatto da fotografo, da professionista, da bellunese anche, fare questo viaggio surreale verso la regina delle Dolomiti, verso Cortina? Intanto saluto tutti gli ascoltatori. Sì, Cristian, è stata un'esperienza strana. Penso da Baia, da quando sulla 251 non vedevo passare macchine, però quella volta sulla strada c'erano gli alberi. Questa volta
il nemico è più subdolo, il nemico è più infimo. Salire verso Cortina, di solito non faccio mai video, ma questa volta ho detto tiro fuori il telefono perché già da Longarone non vedevo scendere macchine. Questa cosa mi ha impressionato. Mi ha impressionato perché nello standard mio, nello standard di chi sale verso Cortina, verso queste bellissime montagne, di trovarsi corriere, camper, auto, moto, anche in queste giornate che sono molto calde. E in effetti, come avete visto in questi piccoli frangenti, nei vari settori della 51, ho incontrato penso 2 o 3 macchine e 4 camion. Da un po' mi rassicura perché comunque, come ho detto nel messaggio, il messaggio è stato ascoltato, perciò in questo caso non vedere macchine, non vedere girare gente vuol dire comunque ipoteticamente, ma forse anche veramente, persone salvate. La ciclabile era vuota. Io sono salito a Cortina, come in tutti i posti le forze di polizia stanno facendo un lavoro molto attento e penso che questo lavoro e anche diciamo il buon senso delle persone qua di Belluno, di tutte le valli e della provincia hanno fatto sì che quello che ho documentato io sia la vera realtà. A volte succede che nei social certe notizie vengono un po' amplificate, qualcuna anche un po' in maniera molto estrema. Questa è la verità che comunque io documento in tutti i miei anni di lavoro, ho documentato. Non c'è nessuna edulcorazione, scusate il termine, delle immagini, ma sono immagini vere. Quello che ho sempre ritratto è quello che è la verità. Ecco, scusa, poi tu sei arrivato a Cortina, che clima hai trovato, che località hai trovato, hai visto, hai documentato? È una Cortina bella, bella perché comunque le splendide montagne che abbiamo, quelle non hanno cambiamenti, quelle sono lì e ci aspettano, perciò io ho visto molto rigore anche a Cortina, anche negli esercizi pubblici e anche nelle strade limitrofe e in tutto quello che sta attorno alla Regina dei Longhi. Guardare la pista dove comunque avevo già fatto anche l'accredito per poter fare i servizi da fondo, vederla lì mi fa male, ma forse è un male così, un male che lo vedi perché è lì, perché è bello. Però devi pensare che alla fine sono delle rinunce che noi facciamo, ma delle rinunce che hanno un'importanza maggiore dietro le spalle, che è quella del rigore e di riuscire a combattere un male che arriva in maniera subdola e può colpire chiunque. Ecco Luca, tu hai documentato una situazione surreale, quella che stiamo vivendo un po' tutti, stanno vivendo un po' tutte le città. Resta però una grande bellezza di sottofondo, restano le Dolomiti, è dalla bellezza che bisognerà ripartire anche stavolta. Sì, come ti dicevo, le montagne sono lì, le montagne rimangono sempre belle e sicuramente noi dobbiamo proprio con questa idea, anche se potremmo avere anche altre idee di salute, di viaggi, di altre cose, però l'idea è quella: se vogliamo ancora viverla, se vogliamo viverla in pieno, come capita anche a me, che io sono uno che va spesso in montagna, dobbiamo rinunciare anche a quello, perché sappiamo che dobbiamo godercele dopo e dopo ripartiremo più forti. È un'idea giusta quella di dover rinunciare anche, diciamo, è un tempo che ci può stare anche per noi. Non siamo abituati a stare fermi, come neanche io sono abituato a stare fermo, perché il mio lavoro mi porta sempre dove c'è l'accadimento. Adesso l'accadimento è forte, l'accadimento è importante e dobbiamo comunque seguire l'appello. E come ti dicevo, Christian, vorrei essere ripetitivo, ma vedere che la provincia ha risposto in questa maniera poi anche mi inorgoglisce e mi emoziona. Luca, grazie mille, grazie a te e in bocca al lupo a
tutti i giornalisti, fotografi, un bocca al lupo a noi, a tutti quelli che stanno documentando queste giornate, queste settimane difficili. Grazie a Luca Zanfron, fotografo a Belluno. Grazie. A voi. Ecco, avete sentito Luca Zanfron, avete sentito questa testimonianza un po' particolare, diversa rispetto alle solite, una prospettiva. Ecco, l'ultima situazione critica si era vista con Vaia, ma Vaia era un nemico visibile. Quello che stiamo combattendo oggi è tutt'altro che un nemico visibile, è un nemico invisibile e per questo ancora più insidioso. Hanno fatto il giro dell'Italia e del mondo in generale. Prego la regia di riproporle queste immagini, quelle delle camionette dell'esercito che a Bergamo stanno facendo la spola tra i vari ospedali, gli obitori, con le salme, con le vittime di questa sciagurata malattia. Ecco, queste sono le immagini più forti di queste ultime 24 ore, ma un gesto di solidarietà concreta è arrivato dal padovano, da Padova. 10 di questi morti saranno cremati nella città del Santo. Prego sempre la regia di mandare in onda il contributo da Padova. Stanno arrivando anche a Padova per la cremazione una decina di salme di malati morti a Bergamo per il coronavirus. Risalgono i giorni scorsi, contati tra gli amministratori lombardi e quelli di Palazzo Moroni, che hanno offerto la solidarietà e la massima disponibilità a collaborare per affrontare la terribile emergenza. In queste ore è chiaro che dobbiamo essere attenti al nostro territorio, ma non possiamo non essere anche attenti ai territori che ci stanno intorno. Per questo nelle ore scorse con i servizi cimiteriali abbiamo contattato il comune di Bergamo, sapendo qual è lo stato di grave necessità in cui versa in questo momento e per capire in che modo possiamo eventualmente supportare i nostri colleghi. Bergamo in questo momento sta gestendo la grave situazione rivolgendosi ad altre città, in particolar modo emiliane. Nel frattempo però l'amministrazione padovana è stata contattata da alcune imprese di onoranze funebri che hanno chiesto la disponibilità del forno crematorio. La decina di salme arriveranno a Padova tutte nella massima sicurezza e applicando i protocolli del caso. Nei prossimi giorni conferiranno al nostro servizio cremazioni alcune salme, si tratta di 7 salme che ovviamente verranno trattate come sempre nella massima attenzione. Credo che sia veramente una dimostrazione di come sia importante in questo momento essere solidali gli uni con gli altri e cercare di supportarci. Ecco, questo è il gesto di solidarietà concreto che arriva da Padova a Bergamo, perché se la situazione in Veneto è quella che vi stiamo raccontando, in Lombardia è davvero drammatica, è una situazione ovviamente al limite soprattutto appunto a Brescia e a Bergamo. La notizia di queste ultime 24 ore che ha aperto uno spiraglio, ha fatto comunque tirare un sospiro di sollievo a tanti, è stato l'annuncio del governatore Zaia per quanto concerne le mascherine. Oggi nei nostri telegiornali vi abbiamo raccontato, vi abbiamo documentato come queste mascherine siano in fase di produzione e come stiano arrivando in tutti i territori del Veneto attraverso la protezione civile, attraverso i comuni. Tanti di voi stanno chiamando, noi vi stiamo rassicurando perché abbiamo ovviamente delle rassicurazioni a nostra volta da parte delle autorità. Le mascherine arriveranno nelle prossime ore, saranno distribuite anche consegnate a domicilio, ovviamente con l'aiuto dei comuni e dei volontari di protezione civile innanzitutto. Vi vorrei mostrare adesso una parte della conferenza stampa di oggi, il consueto punto stampa che viene fatto a Roma dal commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che così ha risposto a un
giornalista che ironizzava un po' su queste mascherine venete. Metto in onda, spero si senta l'audio. Allora, Zaia in Veneto ha fatto stampare da un privato, da uno stampatore privato, qualche decina di migliaia di mascherine e le sta dando con la scritta sopra Veneto, nel senso che sono fatte dalla Regione Veneto. Volevamo capire se queste mascherine sono reali, nel senso possono essere intese come reali mascherine che possono proteggere, quindi hanno il loro significato e uso reale, oppure essendo stampate, essendo fatte da un privato, uno stampatore, tra l'altro uno che stampa libri, molto importante, ma che non ha una competenza in materia, se devono essere considerate non idonee, perché invece in questo momento sono distribuite nella Regione Veneto. E se è possibile, a che punto siamo con le mascherine? Il decreto è in gazzetta da 48 ore, ci sono molti carichi fermi alle dogane, cosa sta perché tutto fermo in questo modo e soprattutto il Veneto? Grazie. Allora, guardi, intanto bisogna distinguere mascherine e mascherine. Le mascherine chirurgiche e quelle che vanno negli ospedali, che sono le famose e famigerate FFP2 e FFP3, sono delle mascherine che vengono utilizzate dal personale sanitario. Poi ci sono altri tipi di mascherine, che sono quelle che consentono di limitare la diffusione del droplet, e quindi sono tutte quelle mascherine che... Sì. C'è scritto su queste mascherine c'è scritto che non sono un dispositivo di protezione individuale. Esatto, sto spiegando, sto dicendo questo, ed è previsto anche dall'articolo 16 del decreto legge appena varato l'altro giorno, la possibilità di produrre e utilizzare mascherine che limitano la diffusione del droplet, ma non possono essere utilizzate dal personale sanitario. Sono utilizzate da tutte le altre persone che vogliono in qualche modo evitare la diffusione del contagio, ma in quel caso va sempre rispettata una distanza che è quella che è indicata e delle regole di prudenza che sono state date. È un qualcosa di più rispetto a non portare nulla. Servono in qualche modo? Sicuramente sono utili. Ecco, queste le parole di Borrelli in conferenza stampa per quanto concerne le mascherine di cui si sta dotando la Regione del Veneto e che sono in corso di produzione nello stabilimento di Grafica Veneta. Ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni. La produzione è garantita, si arriverà fino a 2 milioni di mascherine al giorno e nelle prossime ore saranno distribuite secondo i canali di cui vi ho parlato anche prima e che sono stati ribaditi oggi da Zaia e dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Quindi ecco, le mascherine sono un qualcosa in più. Per il momento non sono ancora dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, servono delle certificazioni. Per le certificazioni ci vuole tempo perché sono procedure complesse, ma è un qualcosa in più, lo ha ribadito, lo avete sentito, il capo dell'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli. Oggi è la festa del papà. Cosa c'entra la festa del papà con tutto questo? C'entra perché anche il modo di festeggiare la festa del papà è cambiato radicalmente. Ci arriva questa bella testimonianza dalla casa di cura, adesso ve lo dico, di Monastier, quindi la casa di cura privata di Monastier, dove una ragazza, una figlia, ha voluto fare degli auguri molto speciali al proprio genitore, al proprio padre anziano. Una festa del papà molto particolare. Euro Fusetti, 92 anni, ospite del centro servizi Villa delle Magnolie di Monastier, che dal 24 febbraio, seguendo le disposizioni regionali e ministeriali, ha evitato qualsiasi contatto esterno per garantire a tutti gli ospiti la massima sicurezza. E allora gli auguri per la festa del papà gli sono arrivati tramite tablet. Vediamo.
Grazie, altrettanto. Guarda che ti voglio tanto bene. Anch'io. Ringraziamo il cielo che potremo vedersi così almeno. Ringraziamo anche le ragazze. Va bene. Saluto tutti, anche i putini e tutti i bambini. Così cambia anche il modo di festeggiare la festa del papà. Auguri quindi a tutti i papà in ascolto. E siamo alle battute conclusive di questa ennesima maratona di Antenna 3 per raccontarvi l'emergenza in corso. 3.751 i casi totali, 267 in più rispetto al bollettino diramato dalla Regione del Veneto e azienda zero questa mattina alle 7:30. Padova è il territorio che cresce di più, 59 i casi, 901 il totale nella provincia di Padova. La buona notizia che rincuora e che fa ben sperare è che il cluster di Vo di fatto si è spento, perché ormai da giorni il dato dei contagi dei positivi è fermo a 82. Vo che il 21 febbraio scorso fu il primo cluster ad accendersi, il primo focolaio ad accendersi in Veneto. Segue Treviso con 33 casi, 32 a Verona, 31 a Vicenza, 18 a Belluno, Rovigo 4, 15 i nuovi decessi, siamo a 130 morti con Covid, positivi al Covid dall'inizio dell'emergenza, 224 i posti occupati in terapia intensiva. E a proposito di terapia intensiva vi mostro per l'ultima volta l'immagine che è stata diramata questa sera dalla Regione del Veneto è relativa al reparto che è in corso di allestimento all'ospedale di Schiavonia, dove tra l'altro oggi si sono registrati 2 decessi per con Covid-19. Questa è l'immagine, questo è il fotogramma, l'unico fotogramma ufficiale che ci è arrivato da Schiavonia nel corso della giornata di oggi. Schiavonia è l'ospedale Covid-19 individuato per la provincia di Padova. Schiavonia che per l'appunto un mese fa, il 21 febbraio, venne evacuato, ospedale che venne evacuato dopo i casi di Vo. Oggi è entrato nuovamente operativo e questo è il suo nuovo assetto, un assetto di guerra di fatto. E chiudiamo così la nostra edizione straordinaria di questo giovedì 19 marzo 2020, tutti gli aggiornamenti sempre su Antenna 3 a partire da domani mattina alle 11:30. Buon proseguimento di serata.